Ciao a tutti, ciao. Benvenuti in questo nuovo video e durante questo weekend vi porteremo presso l'hotel Brunet a Fiera di Primiero. Struttura che ha deciso di ospitarci in questi quasi 3 giorni, ok? Domani vi porteremo a fare una passeggiata e scopriremo cosa ci offre la Valle Primiero e i posti vicini a San Martino di Castrozza e Fiera di Primiero. Un'oretta e mezza di viaggio e poi potremo mostrarvi questa bellissima struttura. Finalmente arrivati nell'hotel che ci ospita e ci hanno accolto con un bel spumante di benvenuto. Abbiamo fatto il check-in online ancora ieri. Nella giornata di oggi ve la faremo scoprire e spero che vi piaccia perché è tanta roba. Vi porto alla scoperta della camera che ci hanno dato. Allora, partiamo subito qua a sinistra, che c'è tutto l'occorrente per la spa, asciugamani, accappatoi. Poi c'è qui un grande armadio, un po' di oggettistica. Qui c'è il frighetto, un po' di cassetti e il letto, molto bello e moderno. Qui c'è un piccolo divano, ok, per rilassarci. E questi sono oggetti Thun, veramente belli. E alla mattina, secondo me, è un spettacolo, ma anche per il tramonto. C'è la vista direttamente, ora purtroppo è brutto, ma sulle pale di San Martino. Abbiamo appena terminato di sistemare la stanza, ora ci siamo accappatoiati e siamo pronti per andare a vedere la spa di questo hotel. E dopo la sauna, relax. Un pochino di relax. E veramente questa zona wellness ci sta regalando grandi soddisfazioni. Sì, sì. E guardate che vista spettacolare. E siamo in direzione della zona relax che si trova al piano terra ora. La struttura appunto si divide in due aree relax, quella sopra che è più nuova e quella sotto che è quella un po' più storica, però è sempre bellissima. Ora siamo qui nella parte della spa inferiore. Come potete vedere è una bellissima piscina interna con idromassaggio e si trova anche un idromassaggio esterno che vi faremo vedere. Ed ora, come promesso, eccoci qua nell'idromassaggio esterno, che ha una vista diretta sulla Sky Spa superiore. Ecco, ci siamo appena sistemati, lavati, pronti per la prima cena qui all'hotel. Cena conclusa e volevamo fare un giro nel centro di Fiera di Primiero, però il tempo non ce l'ha permesso, quindi penso che ci riposeremo in vista della giornata di domani. Ciao ciao! E benvenuti nel secondo giorno qui a Fiera di Primiero. Siamo appena svegliati ed ora siamo pronti per andare a fare colazione. Oggi si prospetta veramente una bella giornata.
Dopo la bellissima colazione che avete visto, adesso siamo in partenza per l'escursione di oggi. Sarà di circa 3 ore e speriamo di portarvi in posti che non avete mai visto e che potrete visitare se vi trovate in zona. Partenza da Malgarolle per questo nostro giro d'anello che siamo pronti a compiere. Sì, sarà un po' impegnativo, però La prima parte, poi una volta raggiunta la cima più alta sarà tutto in discesa. E dicono anche che la vista sia bella, quindi Partiamo? oggi siamo qua con la mucca Carolina. Carolina, cosa dici? Alla prima baita, questo qui si svolta verso sinistra per fare il giro d'anello, e invece se si andava verso destra andavi direttamente perché ti col Bricom saranno solo 30 minuti di camminata. Visto che noi siamo sportivi, abbiamo deciso di fare la salita La più salita ripida. qua. Si arriva alla caserma Sas Maor qui e si gira a destra prima della caserma e si prosegue su un sentiero non segnato. In direzione Cavallazza Piccola. Siamo circa un quarto del percorso e guardate che vista spettacolare che abbiamo qua. Anche il 26 di giugno Troviamo la neve. inizia il tratto un po' esposto dove c'è una corda, niente di così difficile, devo stare attenti con vista su San Martino. Finalmente siamo arrivati in un punto quasi vicino alla cima e come si può vedere ci sono delle grotte che risalgono ancora alla Grande Guerra e adesso vi portiamo con noi. L'ingresso della galleria. Che stupenda vista. E da qui controllavano il nemico. La Cavallazza era anche un avamposto che divideva l'impero austro-ungarico da quello italiano. Era una linea di confine. Dopo aver raggiunto le gallerie e i tratti esposti di cima a Cavallazza Piccola, ora abbiamo preso il bivio che ci porterà cima a Cavallazza, 2300 metri. Arriveremo lì, sicuramente ci sarà una bella vista e faremo un po' di pausa. E poi giù ai laghetti di Colbricò. Una bella pausetta in cima prima di arrivare ai laghi. Che cosa abbiamo nel menù, Giulia? Riso integrale con verdure e wurstel. Bene, abbiamo fatto un po' di pausa nella cima qua dietro ed ora andiamo sulla seconda meta, che sono i laghi di Colbricò. Qui sotto circa una mezz'oretta, tutto in discesa. Eccoci arrivati finalmente alla seconda meta, i laghetti di Colbricò. Terminata anche la seconda pausa, come avete visto laghi stupendi
ed ora stiamo tornando verso la Magliarolle. Esatto, ci stiamo indirizzando verso la macchina dove siamo partiti questa mattina, e il sentiero per ora sembra molto più semplice. C'è chi non si mette la crema sulle gambe e anche la montagna fa i suoi effetti. Buongiorno, benvenuti in questo terzo e ultimo giorno. Ciao a tutti. Stamattina ci siamo un po' rilassati, abbiamo staccato. Ci siamo concessi un bel massaggio nella spa che l'hotel offre, e sicuramente è una di quelle cose che vi consigliamo caldamente, perché è stata un'esperienza Fantastica, veramente unica e che ti permette di rilassarti al 100%. Ora andiamo a farci un giro per Fiera di Primiero e poi probabilmente anche a Mezzano vi faremo vedere un po' di posti. Intanto birretta e poi ci aspetta il burger 2.0, invece la Giulia ha preso Classic Cheeseburger. E sono arrivati gli hamburger. Adesso siamo qui nel centro di Fiera di Primiero dopo aver mangiato un hamburger che avete visto era un po' impegnativo ma buonissimo. Ci faremo un giretto qua e poi proseguiremo per Mezzano. Come potete vedere, Mezzano è una piccola cittadina tutta quasi interamente costruita in legno, e si trovano tante sculture come quelle che vi abbiamo mostrato, e soprattutto per un periodo caldo come questo tantissime fontane. Eccoci qui, siamo nella via del ritorno. Dopo essere stati a Mezzano ci siamo fermati in una latteria del posto per portare a casa un po' di formaggio, e ora ci indirizziamo verso casa. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate apprezzato comunque l'hotel in cui siamo stati ospitati e che la camminata che abbiamo fatto ieri sia di ispirazione per una vostra camminata futura. Vi invitiamo a mettere mi piace alla nostra pagina YouTube e a seguirci su Instagram e Facebook, e poi vi aspettiamo nei prossimi video per altre avventure. Ciao ciao!